Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Continua la salita dei prezzi del carburante e cresce il movimento dei pendolari del pieno oltre confine. A farne le spese i gestori degli impianti, in particolare quelli a ridosso di Austria e Slovenia, che rischiano di chiudere. Il consigliere della Lega Bernardis chiede l'intervento della Regione ma anche dello Stato, sottolineando che da 14 anni i benzinai operano in un contesto che non è di libero mercato né di leale concorrenza. Sentiamo. Prezzi della benzina senza freni. Il costo alla pompa ieri ha superato i 2 euro al litro in alcuni impianti del Friuli e oggi si registrano ulteriori rincari sia per la verde che per il diesel. Gli aumenti preoccupano i cittadini, già alle prese con bollette della luce e del gas lievitate, ma il malumore cresce anche tra i gestori degli impianti. Il repentino aumento dei prezzi, anche in un'ottica di revisione della legge regionale sugli sconti carburante, rende urgente un ascolto ancora più ampio della categoria dei gestori e in particolare di coloro che operano a ridosso del confine, afferma il consigliere regionale della Lega Diego Bernardis. L'assessore regionale Fabio Scocimarro, aggiunge, ha fatto fino ad ora un eccellente lavoro, in particolare attraverso i super sconti o l'inclusione di Gradisca di Sonzo, Moraro, Mariano, Farra di Sonzo, Buttrio e Premariacco in fascia 1. Ora però è necessario un approccio ancora più tenace per contrastare il pendolarismo del pieno oltre confine. Bernardis evidenzia come la categoria dei benzinai sia rimasta esclusa dai ristori del governo e con l'esodo del rifornimento oltre confine, sottolinea, esiste il concreto rischio che numerose famiglie restino senza lavoro, soprattutto nelle nostre zone di confine. Per Bernardis è necessario che lo Stato faccia la propria parte. La chiusura dei confini causata dalla pandemia da Covid, evidenzia, ha certificato e quantificato il fiume di denaro in accise e IVA che emigra all'estero. Che altro deve accadere, si chiede Bernardis, affinché a Roma prendano atto che ci sono attività che da oltre 14 anni non operano in contesto di libero mercato né di leale concorrenza rispetto agli operatori d'oltre confine? E c'è stata un'amara sorpresa nello stabilimento di Villa Santina della Eurols. La bolletta elettrica di una sola mensilità è passata da 60.000 a 130.000 euro. L'azienda, con 3 sedi in Friuli ed altre in Lombardia, Messico, Brasile e Cina, è particolarmente energivora, produce rulli in acciaio e carburo di tungsteno ed occupa 250 persone. I nostri listini sono stati adeguati all'andamento dei costi di produzione. Il peso di questi aumenti spesso siamo costretti ad assorbirlo, spiega il presidente della Eurols Renato Rails. Il mercato tira ancora e contiamo di crescere parecchio nel 2023, aggiunge, ma onestamente non so dire quanto a lungo saranno sostenibili questi rincari. Rimaniamo in tema perché i rincari energetici e delle materie prime preoccupano anche la Roncadin di Meduno, azienda che produce pizze surgelate. Intanto il bilancio 2021 chiude con 148 milioni di euro e un fatturato in crescita del 6%. Ricadute positive anche sull'occupazione. Sentiamo. Le pizze surgelate trainano i conti della Roncadin di Meduno, che ha chiuso il bilancio 2021 con 148 milioni e mezzo di euro di fatturato. Con una crescita del 6% rispetto all'anno precedente, l'azienda friulana è riuscita a consolidare e superare l'exploit del 2020, dovuto al forte rialzo nei consumi alimentari domestici, specialmente nel comparto surgelati, visto il cambiamento delle abitudini portato dalla pandemia. L'azienda produce 100 milioni di pezzi all'anno e punta a crescere ancora, anche se al momento a pesare sono i rincari dell'energia e delle materie prime, che hanno fatto crescere i costi di produzione del 15%. Come sottolineato dall'amministratore delegato Dario Roncadin. Oltre ai dati economici, anche quelli occupazionali portano un segno positivo. Con 44 stabilizzazioni e 88 nuovi ingressi, il personale impiegato da Roncadin ha raggiunto a fine 2021 le 779 unità. Nel 2018 erano 465, di cui 684 sono dipendenti assunti direttamente dall'azienda. Veniamo alla cronaca. Gli imbrattamenti del gruppo antivaccinista della W Cerchiata si spostano da Udine e il suo hinterland a Trieste. Nel mirino, come al solito, il Green Pass e le inoculazioni ai bambini. I bimbi non si toccano e Nazi Pass. Queste alcune delle scritte vergate in rosso da ignoti vandali Novax al Dipartimento di Prevenzione Asugi di Trieste all'interno dell'ex parco OP di San Giovanni. Danneggiati con lo spray un furgone di pronto intervento e alcuni stand del centro tamponi dell'azienda sanitaria. Frasi simili sono inoltre apparse davanti ad alcuni istituti scolastici dello stesso capoluogo giuliano, come la scuola secondaria di primo grado Francesco Rismondo a Melara e la media Caprin di Valmaura.
E le scritte Novax che hanno violato stamani gli esterni di alcune scuole triestine e il punto tamponi sono un grave campanello d'allarme che non può lasciarci indifferenti. Lo ha affermato l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, attribuendo la paternità del gesto a quelli che definisce una manica di vigliacchi. Costoro vanno perseguiti con la massima determinazione, afferma, e puniti per fermare l'escalation prima che qualcuno si faccia veramente male. Siamo arrivati a un punto in cui lo spazio del dialogo con i fanatici si è drasticamente ridotto, continua Roberti. L'assessore regionale esprime solidarietà ai professionisti della sanità, ai ragazzi, alle famiglie e ai docenti. Confidiamo sulla resilienza e sulla capacità degli insegnanti, conclude, di trovare le parole giuste per spiegare in classe un gesto scioccante e cattivo. Ugo Rossi, il consigliere Novax del Comune di Trieste, eletto sotto il simbolo del Movimento 3V con 3.700 voti, è stato sospeso ope legis dalle sue funzioni di amministratore e pubblico ufficiale del capoluogo giuliano. Il provvedimento nei confronti dell'ingegnere udinese è scattato ieri sera ed è stato disposto dalla prefettura del capoluogo giuliano a seguito dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare adottata dal GIP del Tribunale di Trieste nei confronti di Rossi, in quanto sottoposto ad indagini per i fatti avvenuti a Ricreatorio Toti. In quella occasione il consigliere Novax aveva preteso di entrare in quanto membro di commissione, nonostante fosse sprovvisto del Green Pass. Ne era nato un alterco con la polizia locale che aveva chiesto al consigliere di uscire. Da qui la sua resistenza e il conseguente arresto. Sarà completamente abbattuto e ricostruito il muro che recinta Lucellis e Santa Chiara a Udine. Il manufatto, in parte crollato per le infiltrazioni d'acqua, in più punti è crepato o danneggiato e rischia di essere un pericolo per le auto in sosta e per le persone. Era crollato nella notte del 9 dicembre 2020, più di un anno fa, e da quel momento il buco era rimasto così, transennato ma mai riparato. E ora sarà interamente ricostruito il muro di cinta di pietre e mattoni che confina l'Istituto Uccellis e la chiesa di Santa Chiara e che costeggia interamente Viale della Vittoria e in parte via Santa Chiara. Adesso l'EDR ci ha chiesto di poter lavorare all'interno per rinforzare questo muro, ricostruirlo in questa parte, però anche più a nord il muro ha delle criticità. Per fare questo lavoro dovranno tagliare alcune piante che sono proprio a diretto contatto con il muro e probabilmente hanno con le radici spinto e provocato alcuni danneggiamenti. È un'opera che si deve fare innanzitutto per ripristinare il recinto e poi anche bisogna mettere in sicurezza questo muro che è pericoloso perché se cade sopra i passanti e anche sulle macchine che transitano su questa via potrebbe creare veramente dei seri problemi. A noi dispiace che alcune piante saranno tagliate, però sono opere necessarie queste e questo vuol dire che noi sul verde abbiamo un'attenzione particolare. Quando ci sono delle criticità interveniamo. Nelle altre situazioni invece ripristiniamo, ripiantiamo perché siamo convinti che la città deve avere un patrimonio arboreo il più possibile ottimale. Cronaca Monfalcone come Torino. A seguito dei festeggiamenti per la vittoria del Senegal in Coppa d'Africa, la Polizia di Stato ha arrestato un 24enne per danneggiamento aggravato, minacce, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In queste ore, inoltre, le forze dell'ordine stanno procedendo con l'identificazione di altre 15 persone, anche loro responsabili di aver strattonato e tirato calci ad agenti e militari, intervenuti durante un controllo antipandemico avvenuto in Piazza della Repubblica poco dopo la mezzanotte di domenica scorsa. Il folto gruppo di stranieri era intervenuto in difesa del connazionale che si era rifiutato di fornire le proprie generalità agli agenti, scagliandosi contro di loro. Nel tentativo di liberarlo, i senegalesi hanno iniziato a strattonare gli operanti e a colpirli con calci e spinte, cosa che ha richiesto l'intervento di ulteriori equipaggi provenienti da Monfalcone e Ronchi dei Legionari. Nell'attività due poliziotti ed un carabiniere hanno riportato alcune contusioni con prognosi rispettivamente di 10 giorni per i primi due e 6 giorni per il militare dell'Arma. Ancora a cronaca, un latitante albanese di 32 anni che deve scontare 3 anni e 11 mesi di reclusione per furto aggravato avvenuto ad Ancona nel 2013 è stato arrestato durante i controlli straordinari del territorio disposti dal questore di Udine per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. L'uomo verso le 3:40 di ieri mattina è stato fermato al casello autostradale di Udine Sud lungo la A23 a bordo di un'auto. Nelle ultime 24 ore a Udine sono state identificate
158 persone e controllati 74 veicoli. Ed è stato inoltre denunciato per ricettazione un cittadino afghano trovato su un monopattino elettrico sul cui possesso non era in grado di fornire alcuna giustificazione. Ancora disagi per i viaggiatori che utilizzano i treni regionali per recarsi al lavoro. Dopo la mattinata di passione di ieri, nuovi ritardi si sono verificati questa mattina tra le stazioni di Udine, Gorizia, Monfalcone e Trieste. A comunicarlo è stato il Comitato dei Pendolari del Friuli Venezia Giulia. A causare i posticipi di partenze e arrivi sono stati alcuni lavori di manutenzione alla stazione del capoluogo isontino. Gli interventi previsti nella notte si sono infatti protratti oltre il previsto, causando disguidi e ritardi fino a 65 minuti. Nuove proposte per aiutare gli under 30 a intraprendere percorsi professionali. La Regione punta a supportare il 13,6% dei giovani che non studia e non lavora con l'iniziativa Attiva Giovani. Sentiamo. Proposte innovative per convincere i NEET, ovvero i giovani tra i 18 e i 30 anni che non studiano e non lavorano, a integrarsi scegliendo un percorso. Attiva Giovani è la proposta presentata dall'assessore regionale Alessia Rosolén, una misura da 1,8 milioni di euro è incardinata nella legge sulla famiglia. Nel progetto, che ha come capofila l'ENA e per cui il motto è Attiva il tuo talento, la Regione ha promosso l'unione in un'associazione temporanea di impresa di 59 soggetti tra enti formativi, associazioni culturali, enti di terzo settore, imprese, cluster, sodalizi datoriali ed enti pubblici. È, come ho avuto modo di dire, l'assunzione di una responsabilità condivisa da parte di soggetti che non avrebbero come loro fine primario l'educazione dei giovani e quindi in particolare gli enti delle formazione e le scuole, ma anche di tutti i soggetti presenti sul territorio. I NEET in FVG sono passati dal 16,9% del 2017 ai 13,6% del 2020 a fronte di una media nazionale nello stesso anno del 23,3% ed europea del 12,5%. Questa edizione del telegiornale termina qui, ma rimanete con noi, tra poco c'è A voi la linea.